Emergenza climatica, energia e connessioni digitali, 3 priorità per gli artigiani padovani di Confartigianato Imprese che, presentando le loro proposte ai candidati presidenti di regione, hanno mostrato anche i risultati di una indagine tra i propri associati. L'emergenza climatica pesa sulla vita delle imprese che nel 41% dei casi hanno dichiarato di aver subito danni, oltre il 70% ritiene che la propria zona non sia sicura o che lo sia solo parzialmente. L'affidabilità della rete elettrica preoccupa altrettanto gli artigiani. L'84% delle aziende ha subito almeno un blackout nell'ultimo anno. La metà delle imprese poi lamenta una connessione internet problematica che ostacola la digitalizzazione delle attività. Abbiamo posto questo tipo di proposte perché ci vengono dalla nostra base. Noi abbiamo fatto un'indagine nei nostri associati chiedendo quali sono le problematiche del loro territorio, come si sentono nel territorio. E chiaramente no, le difficoltà ci sono difficoltà che sono presenti da tanto tempo. Adesso si stanno aggiungendo a quelle che sono le infrastrutture tradizionali con le loro problematiche, anche problematiche che sono di energia elettrica, di connessione rapida o ultra rapida, perché qui c'è il rischio che all'interno della stessa provincia ci siano aree di serie A, di serie B, meglio servite, peggio servite, dunque una competizione che non è più orientata proprio al mercato, ma anche ai territori all'interno di un'area relativamente piccola. E non riteniamo che sia giusto, riteniamo che tutti devono avere pari condizioni per poter competere, perché va difeso questo ecosistema che ci ha portati fino a qui, fino ad adesso, dove chi voleva intraprendere un'attività aveva tutte le possibilità, aveva le sue aree, le sue persone, mentre la cosa adesso sta diventando sempre più difficile. E l'accentramento di persone che seguono naturalmente il lavoro, seguono le infrastrutture, sta creando dei problemi enormi ai piccoli paesi, alle aree meno fortunate, diciamo così, meno servite, per cui un imprenditore si trova in difficoltà.